Il girone di ritorno di Serie A comincia con Ecositi Genzano e Feldi Eboli che sfruttano i rispettivi impegni casalinghi per restare in testa al campionato. I castellani di David Manin battono la Sandro Abate, i campioni d'inverno rimontano e allungano solo negli ultimi minuti con l'Activ. Cade la Meta Catania in quel di Treviso sotto i colpi di una grande Kame. Ne approfitta il Napoli che ribalta il passivo di una rete a Cosenza nel primo tempo, trascinata dalla prima doppietta di Guillermao. La L84 Torino vince a 36 secondi dalla fine a Benevento col power play e Rescia decisivo. Il Sala Consilina si affida ad Ellestein e Arillo per lo sprint finale da 3 punti con una Binomito di Petrarca. Patias regala il gol del successo di Dal Service Pesaro sulla Roma. Il Pomezia ci ha preso gusto fuori casa e va a vincere anche a Manfredonia. In classifica Feldi Eboli e così di Genzano 35 punti, Napoli Futsal 33, Meta Catania 31 e l'84 Torino 28, Fortitudo Pomezia 27, Roma 1927-26, Sala Consilina 21 con la Sandro Abate e la Kame Treviso, Vino Mitra di Petrarca 16 punti con l'Ital Service Pesaro, Active Network 14, Pirostigeno Cosenza 13, Viturnano Drugstore Manfredonia e GG Teamwear Benevento 9 punti. Queste le sfide del turno infrasettimanale in programma martedì. Meta Catania Manfredonia, Active Kame Treviso, Roma Cosenza, Pomezia Genzano, Petrarca Benevento, Napoli Feldi Eboli, L84 Torino Pesaro e Sandro Abate Sala Consilina. Altro pallone alzato, ancora Ferretti che questa volta la mette dove Montefalcone non può arrivare. Pallone che finisce a Venanzio, il tocco per Ezzi, ha tanto spazio Ezzi che riparte il punteggio in parità. Ancora Grasso, non si lascia sorprendere Thiago Lemos che recupera il pallone e riparte 2 contro 1. Liberti, il tocco per Lemos, 2-1 Feldi Eboli. Va Cesaroni, parte Venanzio, spiazzato Perez e 3-2 Feldi Eboli. Calderolli ruba palla, la porta è vuota, Calderolli 4-2 Feldi Eboli. In barriera, il tiro sul primo palo di Giulio De Oliveira, bacio al palo e pallone che si insacca. Stavolta cerca la profondità Bissoni perché va a trovare De Oliveira che prova a costruirsi il tiro e lo fa partire, rasoiata all'angolino. Duello con De Oliveira che non ci sta, gli porta via il pallone e lo aggira. Eccolo ancora Fusari che arriva come un treno, Fusari col piazzato, vola, grande l'Ecositi. Riapre da Kenji che adesso lascia la corsia di Luccio, missile sotto la traversa, Fanteselli accomoda per Micheletto, la ritrova appoggio De Oliveira, ultimo quarto della ripresa, calcia Alex sul secondo palo, dimenticato di Luccio, Pina rasoiata, la ritrova servito di Luccio, un fattore, 4-3. Pallone di prima, Di Ponto, guarda la porta, Di Ponto! Trasforma dalla distanza. Ancora Trentin, per Felippigno che passa molto bene, ha tornato spazio sull'otto di sinistra, se lo prende tutto e calcia! È in vantaggio la Pirostigeno Cosenza con il gol del proprio Golden Boy. Pelesigno per Borruto. In buca per De Luca, ancora Borruto, il morso del Cobra che supera Del Ferraro e fa 1-1, ha pareggiato il Napoli Futsal. Parte Guillermao, pallone sotto l'incrocio, l'ha ribaltata in un amen il Napoli Futsal che adesso conduce per 2-1. Prova il tunnel, occhio al 3 contro 1, Guillermao tu per tu con Del Ferraro sotto le gambe dell'estremo difensore rossoblu, è una furia adesso il Napoli Futsal. Ancora Cabeza, triplicato, recupera Borruto che poi calcia a porta vuota e realizza il gol dell'1-4 che chiude la partita. Attenzione, Wolex parte il tiro a rete e il vantaggio della Kame, combinazione splendida. Giappa, parte nuovamente Wolex, il colpo di tacco e la palla in rete.
Cosa abbiamo visto? Volta cerca quasi di sorprendere. E intanto la rete di Podda. La rete di Podda da riaprire il risultato, che è riuscita con Podda ad accorciare le distanze dopo il 2-0 del primo tempo della formazione Akame, che va a segnare il 3-1. Palla ancora per Boccao, parte il tiro a rete. La rete da parte di Boccao. Lotta Siqueira, alla fine la meglio Titon che riparte, va via il numero 10. Titon che non sbaglia questa volta. 1-0 Benevento, l'ha recuperata, si è involato e ha battuto. Siamo già dalla parte opposta, Raguso carica il destro, 1-1. Il pareggio di Mattia Raguso che sorprende Jelmi con un tiro dalla distanza. Cuzzolino ci prova e trova l'angolo per il 2-1 dell'L84. Titon, Fabinho, calcia Titon, ancora Titon, 2-2, gran gol di Titon. A spazio Cuzzolino, Murillo e il gol di Maxi Reccia a 38 secondi dal termine. Cerca l'1 contro 1, poi pallone che viene portato via da Roma, il destro da parte di Biscossi, poi c'è stata la deviazione finale e allora vantaggio di Roma con Murillo. Prima da Galliani, corridoio pericoloso che però Galliani percorre con un vicolo cieco, poi al centro verso Fortino che arriva sul secondo palo, risente della pressione, ritrova Marcelinho, può ripartire Roma, fuori misura il passaggio di Marcelinho, allora Gastaldo verso il centro, deviato il pallone, l'aria aperta al Pesaro. Per Roma che si prende non pochi rischi, ridosso dell'ultimo minuto di gioco, e infatti errore con Barrichello che va lì e ne approfitta. Questa sfera, corner Pesaro. Pallone verso Saponara che in due tempi Saponara! E questa volta sì, l'incrocio è giusto per difendere questo pallone. Marcelinho. Fortino che riceve, Fortino torna da Marcelinho! Ed eccola qui allora, esplodere di nuovo. Biscossi, vediamo chi riorganizza meglio le idee per andare in avanti. Palla verso Patias che aggancia col sinistro, calcia con il destro e fa 4-3 per l'Ital Service Pesaro. Giampaolo, attenzione con Mello ancora, il tocco sotto di Gargantini, la deviazione De Sousa ne approfitta, c'è Luca Celma, soprattutto Mello che si accentra, non lascia scampo a Piuzza, cade Baroni, Marillo deve continuare, passaggio per Vidal, si sblocca la situazione anche per lo Sporting, la rincorsa di Arillo. La rete, mette dentro Arillo, il gol del pareggio, siamo 2-2 e purtroppo c'è una deviazione di più con Rafinha che si trova davanti a Piuzza, mette dentro una rasoiata, anzi a mezza altezza, attenzione, adesso c'è Diaz, pensa di Arillo, il pareggio di Adelsten, c'è, addirittura è andato a concludere la prima, è stato bravissimo Arillo, la direzione, la rete dello Sporting con una deviazione. Lucio dalle sue parti, l'indietro per Gerve, contorno orientato, il tentativo, arriva poi Lucio d'improvviso, raso terra che supera Gattarelli, ritmi notevoli, sbaglia tutto Lucio, Rodrigo Lopez ed è un gioco da ragazzi per il bomber in maglia numero 9. Ottimi risultati, bella palla per Cutruppi, ottimo controllo, Cutruppi, splendida rete, Lani per Murgo, fermato da Matteus, scarico per Lopez, Lucero Lopez da banda sinistra. Adesso davvero un momento complicato per il Manfredonia che sembra non riuscire a trovare il bandolo dalla matassa, sbaglia tutto Murgo e arriva il più classico dei gol dell'ex con Nicola Cutrinielli. Andre Ferreira centralmente ci prova
e trova il Jolly. Era ancora uscito dal rettangolo di gioco, bella palla per Matteus, tocco morbido di Matteus, quello che vale il 5-2.